Un precedente pericoloso quello che si è creato in Danimarca, dove si è deciso che dal 2030 saranno tassate anche le flautulenze delle mucche. Il timore del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio è che tale decisione possa ispirare politiche simili in Italia e in Europa. Una simile scelta non promuove soluzioni per la sostenibilità del settore, afferma, ma si trasforma in un sabotaggio del settore zootecnico penalizzando gli allevatori. Il Veneto, ricorda Formaggio, è una delle regioni italiane che risentirebbero maggiormente se venisse applicata una tassazione simile. La tassazione sulle flautulenze farebbe aumentare i costi alla produzione, potrebbe creare un divario competitivo tra mercati, quelli che finirebbero con l'applicarla e quelli che al momento non ci pensano. Il rischio diventa la sopravvivenza delle aziende agricole e zootecniche. Gli allevatori si stanno già impegnando per ridurre le emissioni, investendo in nuove tecnologie e in pratiche innovative. Ulteriori tasse non farebbero che compromettere la sostenibilità economica del settore. Questa tassa, che può sembrare uno scherzo, conclude Formaggio, in realtà è un attacco al nostro settore primario, un chiaro esempio di come l'ideologia possa superare la logica, e conclude promettendo di difendere il diritto dei produttori di lavorare con dignità senza essere vessati. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.